Buonasera. Probabilmente la sera del 24 ottobre del 1917, 80 anni fa quindi, qui a Caporetto doveva essere molto diversa da quella odierna, in particolare il tempo, oltre a tutto il resto. Freddo, come raccontano le cronache di allora, nebbia, pioggia e le montagne circostanti, Montenero, il Kolovrat, il Mataiur, già spruzzate di neve. Gli eserciti italiano e austro-ungarico ormai da 2 anni e mezzo posizionati su una delle linee di fuoco più sanguinose e dure della prima guerra mondiale si preparavano al terzo inverno da trascorrere tra trincee, offensive, attacchi e contrattacchi anche all'arma bianca. Infatti su questo fronte dell'Isonzo, che si snodava da Plezzo Bovec fino al Carso, all'Adriatico, fino alla notte del 24 ottobre 1917, di offensive ce n'erano state addirittura 11. Ma la notte del 24 ottobre doveva rappresentare un cambiamento totale sull'andamento di questo fronte che a partire dal maggio 1915, quando l'Italia entrò in guerra, è stato sostanzialmente un fronte di posizionamento e di reciproco logoramento. La notte del 24 ottobre ebbe inizio infatti la 12ª battaglia dell'Isonzo, quella che portò allo sfondamento delle linee italiane e che passò alla storia un po' come la disfatta di Caporetto. Noi abbiamo voluto ricordare quell'avvenimento con una serata speciale, andando in onda proprio da qui, da Caporetto, anzi dal museo di Caporetto, che sta a testimoniare proprio quanto è successo 80 anni fa. Uno speciale televisivo che, oltre a 2 brevi schede sulla Prima Guerra Mondiale e sulla battaglia stessa di Caporetto, prevede l'intervento di alcuni importanti storici che vedete qui accanto a me, per conoscere, valutare, commentare quanto successe su questi monti e in queste vallate in cui scorre l'Isonzo 80 anni fa. Eccoci, come dicevamo poco fa, nel museo di Caporetto, in una delle sale del museo di Caporetto, per continuare lo speciale in occasione dell'80° della 12ª battaglia del fronte dell'Isonzo, quella che prese appunto il nome da questa località, Caporetto. Sono con noi, se posso presentarli, cominciando da quella parte, il professor Branko Marušić, storico sloveno di Nova Gorica, che proprio domani al simposio internazionale che si svolgerà qui a Caporetto di storici avrà la relazione introduttiva, anche se ne parleremo più tardi, proprio sul tema da Campo Formido a Caporetto. E il professor Jože Pirjevec, insigne storico abituale dei nostri programmi, di Trieste, che segue proprio le vicende di questo nostro territorio. Il signor Camillo Pavan di Treviso, che in questi giorni ha pubblicato un grosso volume intitolato semplicemente Caporetto, e già il titolo sta un po' a dire di che cosa si parla. E il professor Antonio Sema, che ha studiato in particolare proprio le vicende sul fronte dell'Isonzo. L'ultimo volume, il terzo, uscito in questi giorni mi pare, è dedicato proprio a questa 12ª battaglia dell'Isonzo, alla battaglia di Caporetto. Mi scuso col signor Pavan, che tra storici è l'unico non storico, ma scrive di storia, ha pubblicato questo volume su Caporetto. Tra l'altro un capitolo abbastanza interessante riguarda un'inchiesta, una serie di interviste fatte con la popolazione locale proprio di questo territorio. Ecco, che cosa è emerso da questa inchiesta in prima persona con gli abitanti del luogo che hanno vissuto quel periodo? Intanto la ringrazio della definizione che mi ha dato, perché io in effetti sto imparando molto in questa serata qui. Sono tutte notizie che obiettivamente non conoscevo e non posso aver approfondito nel mio libro. Io ho fatto un'opera divulgativa per quanto riguarda la parte militare, ho letto la relazione ufficiale italiana e De Mensingen fondamentalmente, e ho puntato invece a conoscere un po' come hanno vissuto le popolazioni locali questo evento tragico che è stata la guerra. Questo mi è stato dato anche dalla fortuna di aver conosciuto delle persone anziane, la prima delle quali è stata proprio il proprietario di questa casa in cui ci troviamo ora, è museo, è il signor Zdravko Mašera, è 94 anni se non vado errando, il quale ricordava proprio quando sono arrivati gli italiani per la prima volta, questi uomini con le piume sulla testa, diceva a suo papà, chi sono queste donne che vengono avanti? Cioè, sono tutti piccoli episodi che però ho cercato poi di inquadrare con altre fonti, diciamo, scritte, le fonti tradizionali che usano gli storici. Quello che è emerso è che la popolazione, come giustamente è stato detto prima anche da
dall'introduttore, il professor Fabi mi sembra, è stata ovviamente mandata via dalla linea del fuoco. In particolare quelli che erano sotto la dominazione, diciamo, italiana sono stati mandati in territorio italiano, nei vari paesini dell'Italia, mentre la popolazione che ricadeva sotto l'amministrazione austro-ungarica è stata mandata un po' in mezza Europa, in vari paesi dapprima, paesini intendo come località, così piccole località, e poi c'è stato questo grande tentativo di concentrare tutte queste persone in questi grossi campi profughi, in queste Barackenlager, come erano chiamati, queste città di legno, come con un'ottima espressione anche il titolo di un libro ancora del 1981 prodotto a Trento, se non vado errando, non ricordo più l'autore in questo momento, ma comunque è stata un'opera meritoria proprio perché anche a Trento c'era questo problema, cittadini austriaci ma di nazionalità italiana che erano stati mandati in questi campi profughi in cui è facile immaginare quali sono le condizioni di vita. Noi italiani abbiamo in questi giorni esperienze continue, profughi albanesi e presumo che i popoli della ex Jugoslavia abbiano vissuto recentissimamente il dramma di cosa vuol dire sostenere questi migliaia di profughi. Appunto l'amministrazione austro-ungarica ha dovuto affrontare questa enorme quantità di profughi, di popolazione civile, e ha pensato di dissolverla appunto mettendoli in queste Barackenlager, soprattutto quelli che erano privi di soldi, privi di sostentamento, perché chi aveva possibilità economiche si arrangiava. Al solito si arrangiano sempre chi ha i mezzi per far fronte a... E diciamo che da queste mie 14 testimonianze raccolte emerge che chi ha avuto la sfortuna di stare sotto l'Austria erano veramente fatti molto seri, insomma. Per dire, la popolazione di Bovec, Plezzo, su 1500 abitanti circa, 500 sono morti nel campo lager, nel Barackenlager di Bruck an der Leitha. Tanto è vero che recentemente il sindaco, Stregulz, non vorrei sbagliare il nome, ha fatto un gemellaggio con appunto la città di Bruck an der Leitha per ricordare questo dramma di queste 500 persone che non sono più ritornate da questo campi profughi. E tutta questa memoria è ben presente nelle persone anziane. Signor Pavan. Volevo dire una cosa che mi ha colpito particolarmente. Brevemente, che poi parleremo anche più dettagliatamente di che cosa ha comportato anche militarmente la battaglia dell'Isonzo. No, sì. Solo restando alla popolazione civile. Quello che mi ha molto colpito, nominava appunto un intervistato, una persona anziana, ma tutti praticamente lo ricordano qui nella zona, che il 4 giugno 1915 gli italiani, buonanime, hanno fatto un rastrellamento di tutti i villaggi alle falde del Monte Nero, hanno raccolto 60 persone civili assolutamente innocenti, sono poi risultati dopo, e hanno fatto una vera e propria decimazione, uno ogni 10 li hanno tirati fuori e vicino al ponte di Delsko li hanno decimati proprio. È stato un fatto che mi ha veramente molto colpito, perché non ne avevo mai sentito, non ne avevo mai letto sulla storiografia italiana, almeno che io sapessi. Sapevo di decimazioni fra militari, sì, ma non di popolazione civile inerme, e questo è un fatto che è rimasto molto presente nella memoria storica dei abitanti di questi villaggi. Tutto qui.